Il Festival Internazionale del Film di Roma rende omaggio a Tiberio Murgia, caratterista tra i più affermati del cinema italiano. Cinzia Terlizzi. Una faccia che bucava lo schermo, capello corvino, sopracciglia cispugliate, baffetto malandrino, mento all'insù, come a reclamare una nobile alterigia che il DNA proletario gli negava. Così il regista Neizza descrive il protagonista di L'insolito ignoto, vita acrobatica di Tiberio Murgia, dedicato ad uno dei più popolari caratteristi del cinema italiano. Dalle nostre parti diciamo, femmina peccante pigliala per amante, femmina cuciniera pigliala per mogliera. L'indimenticabile Terribotte, scoperto da Monicelli per I soliti ignoti. Lui sardo diventa il siciliano focoso, sciupafemmine e geloso, uno stereotipo che ripeterà in tutta la sua lunga carriera e nella vita, perché Murgia era davvero un attore nato. Si scopre che questo piccolo uomo non bello ma simpatico è stato un vero libertino, abile nel combinare guai e dire bugie, come quella che lo vuole scampato alla tragedia di Marsinelli in Belgio perché invece di andare a lavorare si trovava in piacevole compagnia. Però non si è mai sentito un divo, sempre umile e professionale, sempre pronto a esercitare il suo talento per ridere e far ridere. Prima ero un solito ignoto, oggi sono un solito ignoto, ma di successo però.